mica... Allora devo fare un inciso, pensate, della pubblicità, abbiamo detto prima della pubblicità che non parlavamo più della passata amministrazione, Marco Carai, che è stato quello che ha fatto questa proposta, durante la pubblicità ne parlava ancora, quindi pensate se ne ha ragione Emanuele, se ne verremo fuori da questo tipo di ragionamento. È un'attrazione fatale. Certo, però siccome, vabbè, andiamo avanti, stiamo parlando di mobilità, sì. E ovviamente nella mobilità includiamo anche le piste ciclabili, la ZTL, tutto quello che succede in centro della città di Padova, e anche nei vari collegamenti dalle prime periferie con la città di Padova. Voi, Emanuele, cosa intendete fare riguardo appunto le piste ciclabili, i collegamenti con le prime periferie di Padova? Noi come Movimento 5 Stelle ci apprestiamo a prendere in mano una città che dal punto di vista della mobilità c'è abbastanza difficile capire cosa si può fare per noi. Ascolteremo tutti i cittadini per capire cosa... Ma nei programmi non c'è già un'idea di come farla? C'è uno che si candida a sindaco, domando a tutti, lo domando a Emanuele, ma lo domando a tutti, deve aver già le idee di cosa vuole fare per quanto riguarda la mobilità, le piste ciclabili, il percorso, perché nel programma deve dirlo ai cittadini quello che vorrà fare, o no? Incentivare se vincete per poi dire e chiedere ancora, mi sembra un po' un controsenso. Coinvolgeremo molto di più la popolazione di quanto non sia stato fatto finora, perché istituiremo comunque dei punti di ascolto come faceva il sindaco che uscente. Vuoi proprio parlarne tu? No, non lo sto nominando. È sindaco uscente, però insomma, prego. Non ho detto il cognome. E praticamente come mobilità noi comunque come Movimento 5 Stelle l'idea prerogativa è l'ambiente, quindi l'abbiamo detto prima, lo ridiciamo, i bus elettrici, le piste ciclabili, quindi agevolare le persone che vogliono muoversi. Ecco, però Padova è una città un po' medievale, quindi è un po' difficile anche abbinare le piste ciclabili dalle prime periferie con la città. C'è bisogno di studiare un nuovo metodo da un punto di vista personale per aiutare questi che vediamo ora in video che vanno in bicicletta e se guardiamo le altre città europee davvero sarebbero da imitare. Cioè come si può fare? Ci vuole davvero un progetto, un programma Carrai, Brescia per far sì che... Ci vogliono persone competenti che sappiano il loro fatto, che comunque siano slegate dalla politica, e per questo noi stiamo facendo una consultazione di curricula per arrivare ad avere una squadra di assessori preparati, competenti nella loro materia. Sicuramente la viabilità, io non sono la persona più adatta per parlarne, cioè porto qui il programma del sindaco Borile, però non ho competenze per poter dire lì si può fare, lì si è tolto. Cioè, chi ha governato in questi anni o comunque è stato in consiglio comunale ne saprà di più, e comunque Padova è messa così. Certo. Noi abbiamo un percorso diverso che è quello di dire noi siamo il Movimento 5 Stelle, abbiamo un programma e lo affidiamo ai tecnici, assessori che sono adesso... abbiamo dei curriculum, abbiamo fatto delle consulte, potevano mandarci il curriculum, certo, chiunque, a seconda del curriculum avremo degli assessori molto interrompere perché pensate, competenti. Senza accorgere abbiamo passato più di 40 minuti, la trasmissione è volata nella prima parte. Prego Brescia. L'utilizzo delle biciclette evidentemente è qualcosa da incentivare per la qualità della vita delle persone, perché insomma è anche un modo, come dire, per generare salute tra i cittadini e per aiutarci ad abbattere il PM10. È anche difficile perché se tu togli i parcheggi delle autobus nelle zone Corso Milano o altre strade, i commercianti protestano, le strade sono strette per mettere le piste ciclabili in sicurezza, cioè è difficile la città di Padova da poter... È difficile non lo nega nessuno. Bisogna trovare una soluzione che io non... Per esempio, scusa Marco, per esempio... nell'idea di realizzare finalmente, ovviamente ci vorrà del tempo per farlo, il Parco delle Mura e delle Acque di Padova, è previsto anche di organizzare un anello che possa congiungere tutte le piste ciclabili che come radiali entrano nella città di Padova per collegarle le une con l'altra. Sono progetti ovviamente ambiziosi, però io credo che nel momento in cui ci si siede ad amministrare una città bisogna guardare avanti anche con obiettivi alti e perseguirli, per cui collegare le piste ciclabili, mettere in sicurezza quelle che per esempio oggi sono solo definite attraverso una linea gialla per terra, ma che in realtà hanno bisogno di protezione dalle auto. E poi un'altra proposta che fa Giordani nel suo programma è quella di moltiplicare i punti di bike sharing anche nei quartieri. Il bike sharing può funzionare meglio di come funziona oggi, anche se già viene utilizzato molto dai padovani,
Per farlo bisogna moltiplicare i punti di appoggio perché le persone possano muoversi non solo in centro ma anche in periferia. Ma anche in periferia. Marco Carrai? No, sono d'accordo con quello che ha detto Bressa. Secondo me la prima cosa è togliere le auto dalle strade. Togliendo le auto dalle strade si favorisce la mobilità su due ruote. Fammi un esempio pratico. Esempio, stiamo guardando dei filmati che riguardano le direttrici, no? Via Tiziano Aspetti. Se noi pensiamo che via Tiziano Aspetti oggi è percorsa da migliaia di auto che arrivano da Cadone, che da tutti quei comuni limitrofi ed entrano in città, il ciclista che vuol percorrere quella strada sarà chiaramente in difficoltà. Pensiamo ad una strada alleggerita del 40, del 50% di traffico sulle 4 gomme. Vuol dire che c'è più spazio per i ciclisti. Quindi ci vogliono più parcheggi. Quindi bisogna creare un sistema efficace ed efficiente di mobilità pubblica in modo da impedire alle auto, offrendo un servizio alternativo, di entrare in città. Prima cosa, sviluppare le piste ciclabili rendendole veramente piste ciclabili, non idee di pista ciclabile, alcune sono protette. Marco, se ti interrompo, ma si può fare questo? Cioè, Padova in certe parti sì, è chiaro che il centro storico... Se io guardo via Facciolati, per dire un esempio, come puoi mettere in sicurezza la pista ciclabile e nello no, via Facciolati puoi farlo. Fare anche camminare i pedoni, perché poi devi abbinare i pedoni, puoi gli alberi farlo. Però. In altre parti del centro storico, in altre parti, loro sono specializzati in questo, in altre parti della città è difficile, però allora devi impedire alle auto di arrivare, tipo in centro storico. Certo. Abbiamo 60.000 studenti universitari che si muovono prevalentemente sulle 2 ruote. Come incentivare l'utilizzo? Creando degli stalli dove possono sistemare la bicicletta, certo, protetti, in modo che il decoro sia salvaguardato, mettere più rastrelliere, perché il più grande problema che ha un ciclista oggi che arriva in centro storico non sa dove mettere, sembra banale, non sa dove mettere la bicicletta perché tutte le rastrelliere sono occupate. Quindi dalle piccole cose si crea... Sono anche poche le rastrelliere. Sono poche, bisogna aumentarle, decuplicarle. Certo. Alain, queste biciclette poi ha detto che voi siete abituati a tagliare gli alberi. No, mi viene da ridere perché fu la loro giunta, la loro assessore Michalizia a ricevere la motosega d'oro da Lega Ambiente e invece adesso ci racconta che eravamo noi abbiamo dimezzato i tagli, per cui vabbè, a volte basterebbe essere un po' sinceri in maniera intellettuale. Ecco, vedi, via 20 settembre calza a pennello perché dice si può far spazio in via Facciolati a mettere giù la pista ciclabile in sicurezza, bisognerebbe però abbattere gli alberi, no? Dice ma voi siete specializzati, quando noi invece abbiamo fatto un intervento di riqualificazione dove ahimè si è dovuto fare degli abbattimenti, allora non va più bene. Capite che è un continua antitesi di quello che dite, no? Cioè dite delle cose da una parte ma dall'altra dite l'uguale al contrario. Via 20 settembre adesso è un gioiellino, c'è l'illuminazione a LED che permetterà di risparmiare, ci sono gli stalli delle auto, però, ci sono più alberi di prima, o meno un gioiellino, c'è un decoro urbano che prima era veramente una cosa. Esatto, se è un gioiellino. La qualità degli interventi si misura con il livello di soddisfazione dei residenti. 20 settembre. Sto ricevendo, ne ho ricevuta una proprio la settimana scorsa, ve la farò vedere sul telefonino, che mi ringrazia per il lavoro fatto, perché oggettivamente a lavoro finito, anche lei era di quelle che faceva polemiche, a lavoro finito ha detto effettivamente, cioè, perché noi abbiamo investito su via 20 settembre? Perché riteniamo che anche via 20 settembre, che poi va verso il castello di Carraresi, possa essere una nuova via del turismo padovano. Oggi il turismo padovano va da Sant'Antonio al Prato della Valle, Caffè Pedrocchi agli Eremitani. Se noi riusciamo a far conoscere la Specola, a far conoscere il castello di Carraresi, riusciamo a ingrandire quello che è oggi il biglietto da visita della grande città. C'entravano perché bisognava ridare un minimo di decoro alla strada. Non hanno gusto, erano rozzi, non hanno gusto. Non sapevo che gli alberi allontanassero i turisti, sinceramente. No, ma gli alberi erano tutti storti, messi male. Io ho le fotografie, ve le faccio vedere. Invadevano la parte del marciapiede, c'erano degli anziani che sbattevano la testa perché purtroppo nel tempo le auto lì gli andavano a sbattere e quindi creavano un sacco di ferite agli alberi. L'albero si difende ovviamente creando delle C'è difforcazioni. anche la quercia di Goethe all'orto botanico che noi abbiamo fatto delle tazze, dove l'albero ha la propria area, non c'è nessuno che può andarsi addosso, non c'è nessuno
situazione che può danneggiarlo. Questo è ridare dignità anche agli alberi. Bene, non solo, ecco. era la pista ciclabile. Sulle piste ciclabili sono d'accordo con te Giorgio, cioè in città è difficilissimo realizzare delle vere piste ciclabili, abbiamo visto in passato, abbiamo fatto un sacco di piste ciclabili come con una riga per terra, non è così che si fa. Noi alcuni interventi siamo riusciti a farli, mi viene in mente l'Arcella, in via Dupré, dove abbiamo però ragione Marco Carrai, bisognerebbe stoppare le macchine e come negli altri paesi d'Europa e cercare di purtroppo danneggiare una parte dei cittadini, commercianti e altri, visto che anche il commercio lascia di desiderare, per dare spazio alle biciclette, perché è difficile a Padova da sistemare. Sento tutti i candidati, sì, le piste ciclabili, sì, poi qualsiasi candidato arriva a Padova rimane come prima. No, ma siamo tutti d'accordo, io penso che sulle piste ciclabili, cioè sono tutti temi che in realtà ci accomunano tutti quanti, questa è la verità. Emanuel, per le piste ciclabili, tu sei d'accordo? Posso dire solo una cosa sulle biciclette e le rastrelliere? Uno dei nostri progetti che non siamo riusciti a compiere ma che abbiamo rimesso nel progetto elettorale è quello di creare delle aree vigilate delle biciclette, perché non è solo il fatto stesso di mettere la bicicletta, perché poi te la fregano, sono centinaia, il racket delle biciclette è una cosa tremenda a Padova. Abbiamo individuato delle aree che possono essere comunali e anche private, dove ci sarà un micro biglietto da 10 centesimi, 20 centesimi, dove però ci sarà una persona che potrà lavorare e quindi sono anche qualche posti di lavoro e le bici saranno in poi ragioniamo e concludiamo anche che per fare tutto questo ci vogliono anche i parcheggi, perché sì, la Pradina dove essere adibita a parcheggio mi sembra che siano tutti fermi i lavori, ovviamente, sì, perché poi nel giro di qualche anno avremo solo veicoli elettrici, più che i parcheggi forse ci vogliono anche i soldi, quindi io almeno da cittadino che non mi occupavo di politica ho visto che quando c'erano i finanziamenti a pioggia le piste ciclabili spuntavano ovunque e anche non pensate o mal pensate. Adesso appunto facciamo bei progetti, tutti d'accordo, ci vogliono più piste ciclabili, più verde, e però i soldi del bilancio, cioè dove si tirano fuori? Noi come Movimento 5 Stelle andremo anche a vedere che sia tutto sostenibile, non creare debito, creare buchi come abbiamo già fatto in altre città dove abbiamo ereditato situazioni diverse ma comunque in debito, e tutti i comuni dove stiamo governando, tutti, hanno un debito che è calato, quindi noi senza star lì a pensare a quale poltrona condividere o quale assessore mettere in un determinato posto, noi ci proponiamo la cittadinanza come forza nuova, è un gioco di parole da censurare assolutamente, come forza nuova di governo, e proponiamo la nostra semplicità. Manuel, citi sempre o precedenti amministrazioni il nome oppure qualche altro tipo di... non spero di non associarli, altri li hanno associati, io non spero veramente che... Antonio, per fare tutto questo rapidamente prendiamo, perché abbiamo tanti temi da parlare, ci vogliono questi benedetti parcheggi, perché per togliere le macchine, come diceva Marco Carrai, per mettere le piste ciclabili, per mettere ci vogliono parcheggi, e mi sembra che qui il problema sia... in realtà se noi ragionassimo nell'ottica di diminuire la quantità di veicoli nelle strade, anche il tema dei parcheggi in qualche modo sarebbe, come dire, meno importante, però è realistico pensare che le auto continueranno a circolare. Io ho sentito anche di proposte di tassazione di tutte le auto che dovessero entrare all'interno della città di Padova. Io personalmente penso che sia una misura probabilmente esagerata, nel senso che è meglio incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico piuttosto che disincentivare con una tassazione l'utilizzo dell'auto privata, perché comunque bisogna sempre preservare la libertà di una persona di scegliere come muoversi. Con le condizioni attuali, con un traffico veicolare che comunque continuerà nel tempo, bisogna garantire la possibilità di accedere per esempio al centro storico per tenere vivi anche i negozi, il commercio, e quindi servono parcheggi. Bisogna individuare le aree attorno al centro per permettere alle persone di arrivare in macchina. Se si libererà la caserma Prandina, anche secondo l'idea di Giordani, quello potrebbe essere un luogo dove realizzare un parcheggio di appoggio che va ad aggiungersi agli altri. Siamo dato per i turisti, che anche il turismo ha bisogno di parcheggi. No? Siamo tutti d'accordo, Marco Carrai invece... No, io sulla Prandina non sono d'accordo nel trasformarla in un... non sono io, non è d'accordo il candidato Arturo Lorenzoni. Non è che portando le auto in centro storico si favorisce il commercio, non è questo il punto di partenza. Noi dobbiamo creare una situazione per cui le auto si lasciano fuori
e si usufruisce di un sistema pubblico che ti consente in 5 minuti di arrivare in centro, senza far file, senza intossicare i cittadini, senza creare problemi. La sfida è questa, non di trasformare aree dismesse in posteggi dove decuplicare lo smog, dove decuplicare anche le problematiche di mobilità e di spostamento e ingolfare la città. Ci sono già delle aree a ridosso della città, basta sviluppare queste, ma per dare un servizio ai cittadini devi garantire un trasporto pubblico efficace, se no uno rinuncia a venire. Ho sempre sognato una città metropolitana come Padova che ha, diciamo, non il tram perché un treno ad altissima velocità, perché qui purtroppo non abbiamo l'underground, quelle che ci sono negli altri paesi, che da Padova va a Venezia, l'aeroporto, esempio, io conosco la bene metropolitana in superficie, insomma, conosco bene la realtà nessuno mai ci pensa, la realtà di Friburgo, perché città gemellata, l'ho frequentata quando ero assessore per diversi anni. Loro oggi, se costruiscono un quartiere in periferia, non lo costruiscono se non ha una linea diretta che collega questo quartiere di tram al centro storico. Non nascono i quartieri. Speriamo che succeda anche qui. Hanno ormai 8 o 9 linee, sono rimasto a 5-6 anni fa, 8-9 linee tranviarie, in un sistema che è identico come centro storico, come periferia alla città di Padova. E lì vedi tutti che vanno in bicicletta. Marco, io ho fatto un esempio, addirittura mettono la bicicletta sul tram. Ah beh, la mettono in tutte le parti del mondo. Da noi no, anche questo è un punto che bisognerà sostenere. È vero. E delle volte bisogna una metropolitana che fa la linea Padova-Venezia, prendendo i paesi di Fiesso, Dolo, Mira e tant'altro. Io credo che l'economia, uno dice vado dal Dolo, viene a Padova con l'economia, prende la metropolitana di superficie in un secondo qui. Ma nessuno ci ha pensato. A tornare da Venezia in treno dopo le 10 di sera. Non trovi niente, rischi addirittura di dover prendere il primo treno alle 2 di notte. Nessuno fa mai questo, speriamo che un giorno qualcuno la faccia. Torniamo invece ai problemi. Però il futuro, adesso per dire, il futuro le funivie, è un'altra cosa il futuro. Il futuro sono veicoli elettrici, automobili elettriche, noi su questo abbiamo fatto Ho detto una metropolitana. Sì. Quindi in realtà anche il tema smog poi sarà azzerato completamente sui veicoli, però rimarrà il problema della mobilità, intesa come traffico. Certo. Quindi poi lo smog in realtà anche questo nel tempo. E quindi sul traffico anche questo poi magari sono d'accordo, tra 20 anni andremo tutti su auto anche elettriche. Molto prima, 15, molto prima. Non prima di 15 in Italia. Però da qui a 15 anni bisogna fare qualcosa. Ma ecco perché alcune infrastrutture tipo la rotaia sono troppo invasive ed è meglio un autobus elettrico perché ti permette, oggi i cambiamenti nella società moderna sono rapidissimi. Fra 50 anni, Marco Carraio, 100 anni andremo tutti per aria, quindi succederà anche questo. Io ci sarò anche fra 50 anni. Sì, no, io te lo auguro, però voglio dire, andremo tutti con funivie, bidovie, ci sarà l'ira di Dio intorno a tutte le città, tutte le città mondiali. Vabbè, speriamo e vedremo quello che accadrà sicuramente. Invece torniamo a noi, l'altro tema importante della città, Antonio, è la sicurezza. Sì. Quartieri importanti della città di Padova con molti abitanti, fra questo è inutile ricordarlo, è l'Arcella, dove tutti i candidati sindaco hanno detto la propria, metteranno e apriranno dei nuovi uffici di polizia municipale, insomma sistemeranno soprattutto quel quartiere senza non guardare anche gli altri. Ecco, voi del PD con Giordani cosa farete per quanto riguarda l'Arcella e praticamente per quanto riguarda anche la zona stazione, che è sicuramente una zona un po' pericolosa, insomma, ecco. Sì, diciamo che sia per l'Arcella che per la zona stazione, ma potremmo estendere il ragionamento a tutta la città, il tema della sicurezza va accompagnato al tema della rigenerazione urbana, perché è evidente che nel momento in cui fai un intervento per portare decoro, per rigenerare spazi che sono abbandonati al degrado, si crea anche quel contesto che permette poi di dare maggiore sicurezza ai cittadini. Sul tema noi abbiamo detto con estrema chiarezza che vogliamo avere un approccio serio, determinato, utilizzando anche gli strumenti che oggi il governo ha conferito ai sindaci attraverso il decreto di sicurezza urbana che ha prodotto il Ministero di Minniti. Ma come mai l'Arcella per tutte voi si è ridotto così? Scusami se ti ho interrotto. Come mai l'Arcella si è ridotto un quartiere così un po' dove la gente ha paura
camminare alla sera non è sicura. Come mai quel quartiere è diventato così A parte difficile? che io sono tra quelli, forse in minoranza, che pensano che l'Arcella ha delle problematicità evidenti, che sono insomma, evidenti a tutti. Al tempo stesso io credo che però l'Arcella sia diversa da come viene descritta, nel senso che ci sono anche grandi aree dell'Arcella in cui sostanzialmente c'è una buona qualità della vita, ci sono anche delle potenzialità che ha il quartiere, e io penso che chi vive all'Arcella, come me tra l'altro, ogni tanto dovrebbe anche sentir parlare, come dire, degli aspetti positivi del nostro quartiere. Purtroppo io penso nel corso degli anni l'Arcella non è stata al centro dell'attenzione dell'amministrazione che hanno governato la città. Questo credo che sia un limite che c'è stato e che bisogna anche avere il coraggio di riconoscere. Credo che serva un'attenzione maggiore, una capacità di, come dire, dirottare risorse, finanziamenti sulla riqualificazione dell'Arcella, la capacità per esempio di prendere e portare servizi dal centro ai quartieri e all'Arcella. La provocazione di a lei è stato Zanonato, ti ha detto? Ma io mi ricordo che ci sono state delle discussioni, mi piace essere onesto intellettualmente quando faccio politica, anche all'interno dello stesso Partito Democratico, e dei nostri consiglieri di quartiere del PD che proponevano degli interventi sull'Hotel Abritto, sull'ex Configliachi, sul Palazzetto del CONI. Forse non c'è stata la possibilità di agire, non era possibile farlo, però sicuramente è mancato quel tipo di intervento che lasciasse un segno al di là dei due ponti che comunque hanno permesso, come dire, di unire l'Arcella al resto della città, che marcassero comunque come dire, una differenza rispetto al passato. Allora, sul tema della sicurezza, dicevo, possiamo usare dei nuovi strumenti che sono quelli dati dal Ministro Minniti, che prevedono per esempio il DASPO urbano, come si usa nel calcio, per chi spaccia sempre nella solita zona, per chi si prostituisce, per atti di vandalismo e di questo tipo, che evidentemente vanno a compromettere la sicurezza della città, il sindaco potrà prendere e ordinare il DASPO e allontanare delle persone che creano insicurezza. Potrà emettere ordinanze ad hoc per risolvere problematiche di carattere locale. Il coprifuoco all'Arcella qui? No, dico che il sindaco potrà, tra l'altro Giordani ha detto che assumerà su di sé la responsabilità della sicurezza e ha dimostrato in questa campagna elettorale come lui abbia un piglio molto deciso su questo tema, che è sentito dai cittadini, e avrà anche gli strumenti per risolvere situazioni di difficoltà che ci sono. Però quello che ci differenzia rispetto alla proposta della Lega, la proposta delle forze populiste, è che per noi la sicurezza non si ottiene solo con azioni di repressione, ma anche con azioni di prevenzione, per cui anche mettere un mediatore culturale che questa amministrazione ha tolto nelle scuole può essere un fattore che diminuisce la marginalità sociale e ci aiuta a costruire una società dove c'è meno criminalità. Stessa cosa per quanto riguarda dare un sostegno a chi tiene magari una serranda alzata e un negozio aperto in periferia è un presidio di sicurezza. Stessa cosa per quanto riguarda l'illuminazione a LED. In soli 2 anni si recuperano gli investimenti che si fanno per cambiare l'illuminazione. Una città più illuminata evidentemente è una città più sicura. Sono tante azioni assieme che danno risultato, e poi bisogna avere la capacità di dialogare con le altre istituzioni, cosa che, mi ripeterò forse, è venuta a mancare in quest'ultimo periodo. Assieme, con un lavoro di squadra, con determinazione, di quali i risultati si parla portano a casa. Vorrei capire, perché la Regione è il nostro partner, se vogliamo, numero 1, visto che abbiamo il grande governatore Luca Zaia. E con la questura, la polizia e i carabinieri abbiamo un rapporto meraviglioso. E se ti riferisci al prefetto, che è l'emandazione diretta del Ministero degli Interni, è chiaro che non si va d'accordo, perché è di un'altra corrente politica. Ma guardi, non so te, E sulla questione Prandina ha fatto una figura. A parte che quelli sono figure che hanno, come dire, una carriera dirigenziale che prescinde dalla politica d'Italia. È chiaro che un sindaco per bene. Mi sembra che stiate perdendo il contatto con la città. Infatti è stata anche cacciata. Mi sembra che stiate perdendo, Luciani, il contatto con la città, se continuate a pensare che Bitonci sia stato l'uomo del dialogo, della mediazione e della collaborazione tra le istituzioni. Se siete ancora convinti di questo, probabilmente avete perso il contatto con la città e quindi forse sarete un po' in difficoltà. La provincia che c'è non si capisce se è ancora buona. In realtà le istituzioni noi andiamo d'accordissimo, e ne è stata la dimostrazione della Regione Università per l'accordo appunto sull'ospedale di Padova. Poi ne parliamo, cioè voglio dire, abbiamo della sicurezza. Certo. No, se posso dire la mia sull'Arcella. Sull'Arcella noi è il tipico esempio, no, di cui si diceva prima, di
persone che, come è stato appunto l'assessore Saia, del perché poi a un certo punto certi equilibri non funzionano più. Con l'assessore Saia, se il sindaco è andato avanti un sacco di mesi a dirgli andiamo avanti con il nostro programma elettorale, apriamo questo ufficio, in realtà non tanto piccolo perché avrà 50 gente, che finalmente è stato aperto l'Arcella, è andato avanti mesi a sollecitarlo di riaprirla. Non aveva preso in mano tutte le redine Paolo Cinel per quanto riguarda... Scusa, se Saia se n'è ma andato, a livello politico la decisione è ovviamente allora, Saia si è presentato ai Saia. Padovani con adesso faccio fatica io, come dire, a difendere la proposta politica di Saia dell'altra volta, che è evidentemente qualcosa di ben diverso metteva in rispetto sicurezza al la città progetto. e non riusciva a aprire pagine un di ufficio programma sulla sicurezza. Bitonci aveva 2 paginette striminzite e Saia se n'è andato perché non ha avuto la possibilità di concretizzare le idee che aveva per quanto riguarda mi dispiace dirlo perché voglio dire, ma l'Arcella non ha mai visto l'assessore Saia. Dopo che Bitonci l'ha definito il migliore possibile in quel momento. Questa è la verità. Allora a un certo punto, come tutti i rapporti, ma ne è la dimostrazione il fatto che poi è candidato il come tutti i rapporti, Luciani, come tutti i rapporti che ha Bitonci, perché la storia di questi 2 anni e mezzo assoluto e poi non lo lascia lavorare. Scusami, lo lascia lavorare, è perché gli chiedeva di lavorare. È andato via perché gli ha detto ha ragione di lavorare e non si lavorava. Cioè, questa è la verità. Stiamo ritornando sul tema della sicurezza. Ci ritorniamo ora, ragazzi. No, vabbè, ma non c'è niente da il tempo a fare. disposizione ce l'ho, io vi lascio pure parlare, però ripeto, su Saia, al di là di tutto, a un certo punto mi sembra che, come diceva Emanuele, la strategia della polizia è stata data a Paolo Occi, mi sembra di aver capito dallo stesso sindaco, mi sembra di aver capito in quel periodo. Paolo Occi è un dirigente, come tutti gli assessori hanno dei rapporti con i dirigenti. Allora perché Saia se una persona non è capace a gestire i rapporti con i propri dirigenti, non è un problema del sindaco, è un problema dell'assessore. Certo, ma secondo te perché è andato via Saia allora all'EN? Perché evidentemente a livello caratteriale suo, quindi è un problema suo e niente a che vedere il sindaco, perché lui fino all'ultimo giorno gli fa guarda che se c'è qualche problema io sono qui a disposizione, non riusciva evidentemente a gestirsi. Quindi vuoi dire che Saia aveva un problema caratteriale, la Brunetti aveva un problema caratteriale. No, la Brunetti non riceveva i cittadini, non è questione Rigoletto aveva un problema carattere. caratteriale. Vuol dire che o in giunta avete messo delle persone che hanno un insieme di problemi caratteriali abnorme, o forse il problema caratteriale c'è quello che doveva tenere insieme. Sai come si traducono questi problemi caratteriali? Dove ci sono candidati questi personaggi? Si sono candidati tutti a sinistra adesso. Gente che diceva di essere di destra, leghisti, sono andati tutti quanti a sinistra. Significa che loro hanno messo davanti i loro interessi personali e non di certo il voto dei cittadini. Sono persone Questa che è la hanno verità. visto da vicino quali sono i danni che ha prodotto nella gestione della città Bitonci. C'erano persone serie, alcuni di loro, tra l'altro, la scelta di candidarsi dalla parte opposta. Parliamo, Luciani, di pochi. Allora, di candidati a sostegno di Giordani ce ne saranno 32 per 6 liste, facciamo i conti, sono circa 150 candidati, se non di più. Quasi 200. Esatto, quasi 200. Tra questi ce ne sono alcuni che hanno fatto un pezzo di strada con l'amministrazione Bitonci nella scorsa occasione. Hanno visto, ma se tu non vai d'accordo con Giordani non ti candidi con la Lega al prossimo giro, che ha prodotto quel tipo ti candidi di in Lega se vai in disaccordo con Giordani, che non ha prodotto o semplicemente ti dimetti e fai e si sono messi a disposizione, siccome hanno visto quale pericolo è per la città, si sono messi a disposizione di un progetto alternativo per persone che si occupano di politica, che sono motivate da un impegno civile. È normale, dal momento in cui hanno visto quali sono i danni che ha prodotto questa amministrazione, mettersi a disposizione di un'alternativa. Qui non c'entrano l'amministrazione. Poi i cittadini sceglieranno tra quei 180 candidati a sostegno di Giordani quali sono quelli che interpretano meglio un progetto nuovo e chi peggio. Ma lo sceglieranno i cittadini, non Alain Luciani. Se uno è in disaccordo, in giunta non ti vota a favore. Cioè lancio l'esca e loro ci cadono sempre perché... Insomma, è un ragionamento che ha fatto, però ma perché ci si dimentica che nella passata campagna elettorale c'è stato il momento in cui c'è stato il ballottaggio e il signor Saia e il signor Bitonci erano come fratelli. Cioè, loro dovevano arrivare a governare Padova, hanno fatto un patto pur di arrivare lì. E poi, giustamente, dopo, caratteri diversi, difficoltà, uno ha tradito l'altro, metti quello che vuoi, è scoppiato il patto, perché è inutile mettere 5 liste, 20 liste per arrivare tutti a un unico obiettivo e poi non ci si conosce neanche tra chi... cioè, io preferisco stare nel movimento, conoscere i candidati consiglieri, perché siamo 30 persone, ci conosciamo tutti perché anche stasera faremo una riunione
E quindi non abbiamo problemi caratteriali. Lì è successo che Saia voleva diventare sindaco, Bitonci pure, poi per il ballottaggio si sono uniti e hanno detto vai avanti tu e io ti sostengo. Abbiamo visto in che modo, dopo di chi è colpa? Di Bitonci, di Saia? Comunque di tutto questo ne stanno pagando i cittadini che hanno visto un'amministrazione zoppa per 2 anni, adesso devono ancora scegliere tra chi? Tra altre liste con liste. Per fortuna che in questi anni il Movimento 5 Stelle ha raggiunto una sua credibilità a livello nazionale, regionale e anche comunale, perché stiamo comunque governando bene in tutti i comuni che stiamo, nessuno può dire il contrario. Cioè, su comuni piccoli, ecco. Roma che è un comune complessissimo, con un debito di 20 miliardi, non so se abbiamo idea, noi a Padova abbiamo un bilancio di 350 milioni, arriviamo a 20 miliardi di debito, vediamo cosa uno può fare quando arriva, però il Movimento 5 Stelle arriva sempre quando ci sono le macerie, quindi raccoglie, poi deve prendersi carico di quello che deve fare. E qui a Padova vedo la stessa situazione, abbiamo una sinistra, destra, non ci sono debiti, anzi abbiamo lasciato un disavanzo di 6 milioni, non c'è nessun debito a Padova. Ma c'era dal punto di vista della governabilità, perché c'è un sindaco che è abbastanza... C'è il cartello, vede cosa è scritto? No, sono girato così. C'è la pubblicità, bene. Carai, non ho tirato fuori nemmeno io questa volta la vecchia amministrazione, siete sempre voi che lo fate, a tra poco rimanete con noi.